Da oltre 50 anni vi facciamo viaggiare nel mondo. Totaviaggi è garanzia di competenza e trasparenza per una vacanza indimenticabile. Offriamo anche servizio biglietteria, noleggio auto e assicurazione, pratiche e ottenimento visti. Nel nuovo anno Totaviaggi vi propone Birmania, 13 giorni e 10 notti da 2.390 euro in hotel 4 stelle con partenza il 25 febbraio. Madagascar, da marzo a maggio, 9 giorni e 7 notti da 1.090 euro con volo diretto da Verona. Totaviaggi, viaggiare a Portogruaro. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è uno staff di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto a Villotta di Chionsi in provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro, lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane, distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258. Kiros, la grande moda a Fossalta di Portogruaro, produzione e abbigliamento in pelle per i più grandi marchi. Kiros è il sostenitore principale della Fossaltese Calcio. Kiros, in via del lavoro a Fossalta di Portogruaro. A Torre di Mosto, CMC Venezia, abbigliamento sportivo e promozionale, t-shirt e gadget per eventi e manifestazioni, oggettistica in vetro di Murano per premiazioni e cerimonie, tutto personalizzato come vuoi tu. CMC Venezia, in via Alessandro Volta 8, Torre di Mosto. Questa settimana l'obiettivo sport. Per il basket, l'analisi dell'importante successo del Caorle a Mestre. In Serie D Portogruaro perde ma si qualifica ai playoff. L'intervista con il presidente Leonardo Moretto. Matteo Consonni ci racconta le vittorie di Aviano con il Casalsa e di Sacile con la CBU. Del campionato di promozione la Fossaltese vince il derby con baloncesto e continua a sperare nei playoff. In Serie B femminile, Monfalcone Amara per la Polisportiva Concordia. E per il volley, in prima divisione la Pallavolo Concordia schianta il Clovia e vola in seconda posizione. Ottimo risultato dei portoguaresi Drigo e Rizzetto al trofeo Egiu di Bruxelles. A 6 giornate dalla fine della stagione regolare, la lotta per i playoff di Serie C Gold continua sul filo del rasoio. Alle spalle del tandem Oderzo e Jesolo hanno confermato il loro ottimo stato di forma Arzignano e Jadran Trieste. Anche la SMAC Caorle ha compiuto un autentico colpaccio in quel di Mestre, andando a conquistare sul fil di sirena 2 punti fondamentali per mettere in cassaforte la qualificazione con un certo anticipo, reagendo così prontamente alle ultime 2 sconfitte subite proprio con Jadran e Arzignano, che avevano fatto risuonare un campanello d'allarme in riva all'Adriatico. In tal modo potendosi approssimare alla sfida di domenica prossima con la capolista Oderzo con maggior serenità. A Mestre è scaturita una partita giocata colpo su colpo che ad un certo punto sembrava aver preso la direzione avversaria, quando nell'ultimo quarto il quintetto di coach Tofanin si era portato avanti di 6 lunghezze sul 74-68, ma Caorle ha risposto prontamente con 2 bombe di Dalovic e Kresna riportandosi sulla parità.
Finale concitato con Mestre che avanti di 3 non commette fallo sistematico sull'attacco giallo-blu, permettendo a Fantinato a 4 secondi dal termine di trovare la tripla del pareggio. Saint-Ilius poi perde il possesso palla e commette fallo su Bovolenta che dalla lunetta sigla il definitivo 84-85. Una partita dove potevamo vincere sia noi che loro, una partita tra l'altro molto bella, spettacolare, caratterizzata da delle buone percentuali di tiro e del bel gioco. E come in tutte le partite ogni errore costa caro e loro ne hanno commesso qualcuno alla fine e noi ne abbiamo approfittato. 2 punti che sicuramente ci volevano per chiudere un po' un momentaccio. Sì, venivamo da 2 sconfitte e quindi era importante riscattarci e ci siamo riusciti. Era una partita tra l'altro importante perché ci vedeva affrontare in un campo difficile una diretta concorrente ai playoff e quindi questi punti valgono molto. 2 punti che vi danno anche diciamo, tranquillità in vista della prossima sfida contro la capolista, che purtroppo bisognerà giocare sempre fuori casa. Sì, tranquillità è una parola grossa perché saremo tranquilli soltanto alla fine della fase regolare se avremo raggiunto l'obiettivo dei playoff. Diciamo che andiamo ad affrontare la prima classificata, quella che adesso in questo momento è prima in classifica, una partita sicuramente difficile in un campo che purtroppo per noi è neutro perché non abbiamo ancora la disponibilità del Palasport di Caorle, ma è una partita che andremo ad affrontare come tutte le altre con il massimo rispetto degli avversari e cercando di portare anche questa volta a casa i 2 punti. E poi dobbiamo anche tenere presente che insomma nel cantiere che magari tuttora è la SMEC Caorle si stanno sempre più inserendo i 2 nuovi arrivati. Sì, ci stanno integrando sempre di più, non siamo ancora pronti per poterli utilizzare al meglio e per sfruttare al massimo le loro caratteristiche, però già domenica l'apporto di Fantinato ad esempio è stato determinante, i suoi 13 punti sono stati punti di qualità e sicuramente al di là dei 3 punti che hanno permesso di agganciare la squadra avversaria negli ultimi 4 secondi della gara, anche i precedenti sono stati piazzati nei momenti in cui c'era il rischio che Mestre potesse scappare. Alfredo Moruzzi invece non ha giocato molto, questo anche perché effettivamente in campo Kresnar e Emilia Markovic che giocano nel suo ruolo hanno offerto una prestazione di altissimo livello, però è un giocatore che ci tornerà utile e che con il tempo riusciremo a valorizzare e a sfruttare al meglio. E che la vittoria con Mestre sia venuta un po' a interrompere, a scacciare un po' i fantasmi di un periodo piuttosto buio, quindi a mettere grande entusiasmo, è testimoniato insomma da queste 2 sagome, Alberto Zorzi e Luca Bovolenta, che praticamente insomma è stata una grande vittoria. Sì, è stata un'ottima vittoria e appunto per come è anche maturata, perché abbiamo lottato fino alla fine, ce la siamo meritata e poi diciamo che anche la fortuna ci ha aiutato e in più oltre a questo insomma oggi è martedì grasso, quindi facciamo un attimo di festa, un po' di festa anche noi, dai. Nonostante ci stiamo allenando comunque, quindi ci alleniamo, ma insomma mettiamo un po' di goliardia anche che ci sta dopo una vittoria così importante insomma. Sì, ci sta, ci siamo messi le parrucche, no, siamo molto contenti tutti quanti, la squadra adesso aveva proprio bisogno di questi 2 punti e questo è un modo simpatico per far capire che alla fine la squadra c'è, ci siamo e siamo uniti anche nonostante tutto quello che è successo quest'anno a Caorle e continuiamo ad andare avanti e continuiamo sempre a migliorare perché l'obiettivo lo sappiamo, l'abbiamo prefissato, però ovviamente è ambizioso, però dai, cerchiamo di andare avanti insieme e basta, adesso l'importante è continuare e oggi è anche un po' divertirsi, dai. Ecco, arriva domenica la capolista.
Sì, domenica capolista, altri 2 punti che per noi sarebbero importantissimi. Io personalmente non vedo l'ora di giocare contro di loro perché è sempre una bella sfida giocare contro i primi. Aspetta, mi sposto qua che non ci vedo più. No, non vedo l'ora e speriamo di giocare bene, cerchiamo di dare tutto quanto e boh. E poi per la par condicio avete già battuto Jesolo, è giusto battere anche Oderzo. Esattamente, speriamo di mantenere la tradizione, di battere le 2, diciamo, che sono in fuga al primo e al secondo posto, insomma. E in Serie D Portoguaro può brindare alla qualificazione anticipata ai playoff, pur registrando una cocente battuta d'arresto casalinga in una partita contro gli udinesi del Basket Time che sulla carta avrebbe dovuto essere di importanza capitale. Buon per i Granata che il 13° è andato a perdere a Tarcento, rendendo così, per una questione di scontri diretti e differenze canestri, l'ultima sfida della stagione regolare con Casas ormai fine a se stessa, dove in palio ci saranno solo i 2 punti per garantirsi una miglior posizione nella classifica della seconda fase. I portoguaresi sono entrati in campo tesi in un contesto ambientale che non li ha certamente aiutati, nonostante si giocasse in riva all'Emene, mentre gli udinesi da parte loro sono apparsi determinati sin dalle prime battute, prendendo subito il largo e successivamente respingendo ogni tentativo Granata di rientrare in partita. Siamo reduci dalla sconfitta di domenica in casa contro il Basket Thai Udine, risultato 66-76 in favore degli ospiti, che hanno dominato questa partita al di là del risultato numerico. Siamo partiti molto contratti, i ragazzi hanno sentito molto la partita, che per noi era decisiva in funzione dei playoff e dell'accesso poi nella posizione, appunto, di posizionarsi più in alto possibile nella griglia, appunto, della pool promozione. Il colpo è stato un po' accusato, siamo partiti, ripeto, molto contratti, a differenza degli ospiti che hanno sciorinato un gioco più fluido soprattutto all'inizio. Il nervosismo generale ha coinvolto tutte le nostre componenti, panchina compresa, che ha subito a metà circa del secondo quarto una duplice espulsione. È stato espulso il nostro coach Ostan con il suo assistente Moretto. Il primo tempo si è concluso con un gap, i primi 2 quarti con un gap a favore degli ospiti di 22 punti, che sono stati rintuzzati da una prova d'orgoglio del terzo quarto. I nostri ragazzi sono arrivati a -9 con 3 volte un tiro aperto da 3 per arrivare a -6. La spinta emotiva si è un po' esaurita verso la fine del terzo quarto e poi gli ospiti hanno ripreso distanze di sicurezza attorno ai 14-15 punti, per poi chiudere in un quarto un po', diciamo, che era più che altro per sistemare il punteggio. Siamo riusciti a rintuzzare fino a -10 grazie anche all'apporto dei giovanissimi della nostra panchina. Al di là del risultato, abbiamo beneficiato del nostro risultato, abbiamo beneficiato della sconfitta di 13° nel campo di Tarcento, e quindi la matematica ci dà già ai playoff. Adesso, dopo l'ultima partita che faremo domenica prossima in casa di Casarsa, vedremo quale sarà il nostro posizionamento, comunque al massimo attorno al 5° o 6° posto. Mi corri l'obbligo di dire che domenica, al di là della partita, non abbiamo dato una dimostrazione di grande sportività. Io mi impegno per primo personalmente perché il nostro pubblico sappia reagire e dimostrare che la pallacanestro e lo sport in generale a Portogruaro vengono vissuti in maniera sana e con il giusto spirito, soprattutto per tutti i ragazzi e ragazzini che c'erano domenica al palazzetto. Portogruaro dunque sarà di scena in casa di un Casassa che, dopo aver fatto conoscere la sconfitta anche alla capolista Sacile, si è inchinato sul parquet di Aviano, dove per noi c'era Matteo Consonni di U-Basket. Il big match della penultima giornata della prima fase del campionato di Serie D andava in scena ad Aviano tra la Nuova Contec e il Casarsa. Parte meglio la squadra ospite con un super Matteo Pignaton, 5 punti in fila per lui, 8-4 Casarsa dopo i primi minuti. Risposta di Aviano con il jumper di Maki Bomben, lo stesso Bomben a trovare un gran passaggio per Galli, assist del numero 1 per Luca Viele, pareggio immediato della squadra di coach Starnoni. Primo quarto chiuso dalla
tripla di Cristante con dedica al piccolo Tyler. 17-14 per Casarsa, Pignaton fino in fondo nel traffico ad allungare il parziale in favore di Casarsa che trova però un blackout incredibile nel secondo periodo, sprofonda sotto i colpi di un Aviano spumeggiante. Qui 2 punti di Crestan, grande uso del piede perno, end one di Davide Galli dall'angolo, 2+1 per il playmaker pedemontano, tripla di Maki Bomben con dedica al pubblico. Aviano davvero on fire nel secondo quarto chiuso da questo bellissimo canestro di Pivetta. 39-25 il punteggio in favore dei padroni di casa. Ancora Pivetta da 3 punti a inaugurare il terzo quarto. Aviano che vola sul più 17 all'inizio dei secondi 20 minuti con questo bel jumper di Bomben, ma Casarsa proverà la rimonta trascinata da un ottimo Michele Franzin. 6 punti in fila per lui, qui va ad appoggiare in contropiede, poi troverà l'end one, grandissima penetrazione contro Maki Bomben, fallo del numero 14 Casarsa che riesce a tornare fino alla meno 9, 52-43 al termine del terzo quarto. Inizia però lo show nell'ultimo periodo di Simone Pivetta, 2 canestri in fila dall'angolo per il numero 6 che poi troverà un grandissimo assist per Luca Viela. Aviano vola sul più 16, mette in cassaforte la partita. Nel finale Casarsa troverà 3 bombe consecutive con Bondelli da lontanissimo e con Matteo Pignaton dal palleggio, ma è davvero troppo tardi. Casarsa non riuscirà a rientrare oltre al meno 7. Aviano vince il derby con merito. Sacile invece ha ripreso a correre, garantendosi matematicamente la prima posizione della stagione regolare. Per i ragazzi di coach Berceroli, trascinati da Tesolin e del portoguarese Andrea Chiesurin, finiti entrambi in doppia cifra, è stato tutto facile contro il CBU. L'Humus Sacile ospitava la CBU al Pala Micheletto per riscattare la sconfitta della settimana scorsa sul campo del Casarsa. Allora Sacile prova subito a scavare il solco nel primo quarto grazie alla tripla di Mulato e grazie a un super Andrea Chiesurin che trova prima l'assist per Verardo, poi questo bellissimo canestro in virata e chiuderà un parziale devastante di 16-1 con la tripla dall'angolo. La CBU prova allora a rispondere con 4 punti in fila di Giovanni Bon, qui con la mano sinistra da sotto canestro, poi con il jumper in faccia a Tesolin, ma il primo quarto si chiude con un'altra tripla, questa volta di Davide Tesolin. 27-14 per Sacile che ha già le mani sul match. Fabbro si gira, trova un gran canestro in apertura di secondo periodo, ancora Fabbro fino in fondo, penetrazione davvero di potenza per l'ex Aviano, penetrazione di potenza anche per Andrea Londero, il numero 20 fino in fondo, poi tripla di Vicentini, reazione quindi per Udine che arriva solo nel secondo periodo. Ancora Londero trova altri 2 punti in penetrazione, secondo periodo chiuso da questo bel tapin di Bovolenta con Sacile saldamente in vantaggio sul 44-30, assist incredibile sotto le gambe di Fabbro per Chiesurin, altri 2 punti per l'ex Portogruaro, tripla di Londero dal palleggio, altra mini reazione della CBU, 2 per Vitale, 2 punti anche per Giovanni Bon, altro jumper del numero 11, ma Sacile è davvero in controllo, assist di Tesolin per Bovolenta, tripla dello stesso Tesolin che disputa davvero un'ottima partita. Sacile avanti 63-47 al termine del terzo quarto, ancora Tesolin e Verardo chiudono definitivamente la partita. Nel finale 2 triple di Del Bianco addolciscono la pillola per la CBU, vedete davvero tripla impossibile del numero 7, punteggio finale 78-65 in favore di Sacile, 17 per Tesolin, 14 per Londero. In promozione, a 2 giornate dal termine della stagione regolare, San Vito e Spilimbergo hanno staccato il pass per i play-off, mentre vi è tanta incertezza per definire le rimanenti posizioni della griglia. Il BVO Annone Veneto ha compiuto un buon passo in avanti, andando a violare il campo dell'Azzano Basket per 45-48. Resta in corsa anche la pallacanestro Fossaltese, dopo essersi largamente imposta nel derby con il Palo Sesto, riscattando così ampiamente la sconfitta subita all'andata. Sì, era un mezzo conto aperto, anche perché poi all'andata proprio non abbiamo giocato e quindi bene, sì. Una partita che avete condotto dall'inizio alla fine, siete entrati in campo con l'approccio giusto, subito avete creato il break che poi insomma ha segnato tutta la partita.
Sì, mentalità buona, abbiamo ricominciato ad avere il nostro, come si dice, la nostra concentrazione. È stato qualche minuto iniziale di punto a punto e poi in difesa, abbiamo giocato molto bene in difesa e poi rosicchiando punto a punto abbiamo preso un po' il largo e dopo mantenuto. L'avevamo detto la scorsa settimana, i conti ovviamente si faranno alla fine. Sì, è la somma che dà il totale alla fine di tutto. Ripeto, non abbiamo ancora fatto niente, è ancora lunga, ci sono ancora delle partite da giocare, dopo se imbrocchiamo i playoff ce ne sono altrettante, quindi per noi è 0-0 e si ricomincia a lavorare da lunedì subito, senza problemi. Una battuta d'arresto, se vogliamo, in attesa, visto quanto eravate riusciti a fare la scorsa settimana a Danone Veneto. Sì, una battuta di arresto, ma questa partita noi non dovevamo chiedere niente da questa partita. Noi siamo ormai nel penultimo posto, dobbiamo mantenere le distanze col Fontana Fredda. Con la partita siamo in vantaggio, siamo sopra i 2 punti. Potevamo affrontarla sì, in maniera un po' differente, abbiamo lasciato troppo in difesa, non abbiamo un po' giochicchiato in attacco, insomma una giornata un po' quasi di vacanza, ecco, per noi. La permanenza in Serie B non passava certamente dal parquet Bisiacco. A Monfalcone per la Polisportiva Concordia non c'è stato niente da fare. Le biancorosse non hanno comunque sfigurato giocando un buon primo quarto, salvo poi subire il ritorno delle avversarie, le quali hanno creato il break decisivo a rientro dall'intervallo lungo che le concordiesi non sono più riuscite a recuperare. Domenica il Palla Valerio arriva a Roma Trieste, una partita dalla quale passano molte delle speranze di salvezza attraverso i play-out. Noi siamo l'ultimo in classifica e loro sono una squadra molto più forte di noi, questa è la realtà. Oggi poi recuperavano rispetto alle ultime partite la Buiati e soprattutto la Furlan, che comunque è un giocatore di pallacanestro e si vede perché in momenti difficili ha fatto 2 stoppate, ha dato 2 o 3 palle dentro belle e poi ci ha messo un po' in difficoltà quando noi avevamo preso bene il primo quarto. Lei sotto canestro sa giocare, sui nostri aiuti scarica l'uomo giusto, cioè si capisce che intanto è un giocatore che io ho anche allenato, ma si capisce che è un giocatore di un'altra categoria se volesse giocare altra categoria, insomma, quindi non posso essere scontento perché abbiamo giocato 3 quarti, abbiamo avuto 5-6 minuti in cui non ci abbiamo creduto, in cui così ci mancava un giocatore che tra l'altro uno di quelli dell'Under 18 che è un realizzatore. Oggi abbiamo un po' pagato questo, eravamo convinti che il Monfalcone giocasse più a zona e quindi ci eravamo preparati molto sulla zona, in realtà dopo loro hanno fatto una partita tutta a uomo e quindi un po' certi riferimenti ci sono un po' mancati. Comunque loro sono bravi, noi non possiamo essere contenti del risultato, però insomma dalla prestazione per 30 minuti possiamo essere contenti, io credo. Adesso dovete inseguire la ginnastica triestina? Sì, il nostro problema adesso è questo. Abbiamo giocato già con le 2, la prima e la seconda in classifica abbiamo giocato. Abbiamo qualche partita che è abbordabile, ma sicuramente il nostro difetto è tutto il campionato, proprio per la gioventù, perché l'età media mia è la più bassa del campionato. È il giocatore più vecchio, ha 24 anni e diciamo che il nostro problema è proprio quello di non avere continuità, no? Di non avere nell'arco della partita dei momenti di buca. Noi giochiamo in 12 e quindi il calo di concentrazione molte volte per esperienza ci costano tantissimo, no? Perché noi ci manca un giocatore di esperienza che nel momento che conta gli dai la palla e la gioca alla Furlan, alla Croce, a questi giocatori qua, insomma. Da oltre 50 anni vi facciamo viaggiare nel mondo. Totaviaggi è garanzia di competenza e trasparenza per una vacanza indimenticabile. Offriamo anche servizio biglietteria, noleggio auto e assicurazione, pratiche e ottenimento visti. Nel nuovo anno Totaviaggi vi propone Birmania, 13 giorni e 10 notti da 2.390 euro in hotel 4 stelle con partenza il 25 febbraio. Madagascar, da marzo a maggio, 9 giorni e 7 notti da 1.090 euro con volo diretto da Verona. Totaviaggi, viaggiare a Portogruaro. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è uno staff di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto a Villotta di Chions in provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto.
Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro, lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane, distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258. Chiros, la grande moda a Fossalta di Portogruaro, produzione e abbigliamento in pelle per i più grandi marchi. Chiros è il sostenitore principale della Fossaltese Calcio. Chiros, in via del lavoro a Fossalta di Portogruaro. A Torre di Mosto, CMC Venezia, abbigliamento sportivo e promozionale, t-shirt e gadget per eventi e manifestazioni, oggettistica in vetro di Murano per premiazioni e cerimonie, tutto personalizzato come vuoi tu. CMC Venezia, in via Alessandro Volta 8, Torre di Mosto. Mentre a Rimini si è svolta l'Assemblea Nazionale della Federvolley che ha visto l'elezione per il prossimo quadriennio olimpico del presidente Pietro Bruno Cattaneo, lo scorso fine settimana tutti i campionati sono rimasti fermi, eccezion fatta per qualche recupero. A Concordia è andato in scena lo scontro d'alta classifica del campionato di prima divisione tra la Pallavolo Concordia ed il Volley Clodia. In palio c'era il secondo posto utile per la promozione in Serie D. Le concordiesi erano chiamate alla grande prestazione e non hanno deluso le attese. Si sono imposte per 3-0 in modo piuttosto netto, vincendo con i parziali di 25-22, 25-17, 25-15. Presidente, una grandissima partita davanti soprattutto a un grande pubblico. Sì, quello che speravo di avere un grande pubblico quest'oggi, anche perché c'era una sfida al vertice. L'abbiamo vinta, non era facile. Però questo 3-0 ci permette di andare scavalcarli e andare noi al secondo posto, quindi in zona promozione. Adesso il campionato è nelle mani nostre e non più degli avversari. Guardando la classifica non solo potete pensare al secondo posto ma addirittura anche al primo. Ma il Bisuola è comunque una squadra che è venuta giù dalla Serie D, comunque insomma non è tanto distante da noi. Da loro abbiamo vinto nettamente, dobbiamo incontrarla al ritorno qui da noi, non si sa mai. Sicuramente l'obiettivo è arrivare nei primi due posti e speriamo di mantenere almeno il secondo. Sì, è stata una delle partite più difficili e impegnative, avevamo delle avversarie molto forti e abbiamo portato a casa un 3-0 che è importantissimo e siamo felicissime di questo. Abbiamo mantenuto tantissimo la concentrazione e siamo soddisfatte di questo risultato, però il campionato è ancora lungo, quindi dobbiamo lavorare tantissimo e vincere ogni partita una alla volta per arrivare al nostro obiettivo finale. Magari alla vigilia avevamo qualche timore sulla tenuta psicologica di queste ragazze, ma in effetti questa sera hanno disputato una grandissima partita. Sì, questa sera è stata decisamente una grandissima partita, probabilmente ci aspettavamo una squadra degli avversari con un atteggiamento diverso, ma guardando in casa nostra sicuramente abbiamo fatto una prestazione importantissima sotto qualsiasi punto di vista, della tecnica, dell'atteggiamento, della volontà. Questa è la strada giusta che dovremo mantenere per le prossime partite, perché la strada è ancora molto lunga. Strada molto lunga, comunque parlavamo col presidente, a questo punto neanche il primo posto ormai è vietato. Beh no, assolutamente, come non era vietato prima, assolutamente adesso siamo in corsa anche per il primo posto. Però noi come gruppo sappiamo che non dobbiamo assolutamente sederci, e anche durante questa partita appena ci siamo seduti abbiamo preso un filotto di 4 punti che a me non piace assolutamente, quindi figuriamoci quando avremo scontri ben più importanti. Subito quello di sabato prossimo, che per noi è un po' un derby con il Ceggia, dovremo avere lo stesso atteggiamento, mantenere la stessa attenzione, e se continueremo così per altri 2 mesi nulla ci ha vietato.
Ci troviamo nella palestra del Judo Chiai Atena Portogruaro, siamo reduci da un fine settimana particolarmente intenso, soprattutto per quel che riguarda la coppia di kata Tommaso Drigo e Andrea Rizzetto, e come ricordiamo sono stati protagonisti di una gara a Bruxelles con la nazionale italiana. Maestro Marco Dotta, quindi due ragazzi che si sono veramente fatti valere alla grande. Sì, inaspettatamente in quanto pensavamo che come primo esordio e anche per l'età dei nostri ragazzi non arrivassero così in alto. Diciamo che hanno sfiorato di entrare in finale e quindi arrivando quinti di pool, e poi si sono classificati praticamente al 6° posto, quindi diciamo che veramente siamo soddisfatti di questa loro prestazione. Anche il punteggio è stato un bel punteggio e quindi ci fa ben sperare, diciamo, anche per il futuro, perché così giovani arrivare ad avere un risultato così, una manifestazione internazionale. Ricordiamo che questo torneo EJU, che sarebbe il torneo ufficiale della Federazione Europea di Judo, è valido anche per le qualificazioni di quasi tutte le nazionali europee per quanto riguarda i campionati europei, quindi praticamente i migliori si confrontano in questa gara di Bruxelles, che è sempre, e anche poi ci sono tutti i giudici poi dei campionati europei, quindi ottenere un 366 punti veramente siamo soddisfatti del lavoro che abbiamo svolto qua in palestra con gli atleti. Però Tommaso Drigo, ve l'aspettavate un exploit così grande? No, per vari motivi, tra cui la giovane età mia e di Andrea, che è qui presente stasera, perché tutti erano, diciamo, veterani di quelle gare lì. Un punteggio così alto, una gara così importante, per di più alla prima volta, e un kata eseguito in maniera buona. Quindi insomma siete ovviamente soddisfatti, avete individuato magari qualche particolare dove poter migliorare ulteriormente? Sì, specialmente alla fine bisogna migliorare alcune tecniche che dovremo anche portare in gara prossimamente. Eravate anche emozionati per questa vostra prima partecipazione ad un appuntamento di livello così alto? Sì, eravamo molto emozionati appunto per un livello così alto, dove c'erano nazionali di quasi tutta Europa, e soprattutto conoscendo anche la preparazione tecnica delle altre coppie che gareggiavano nella nostra specialità, eravamo emozionati appunto per questo. Quindi sicuramente un buon punto di partenza per quelli che saranno gli appuntamenti futuri. Sì, i prossimi appuntamenti sono a Pordenone fra 2 settimane, la seconda tappa del Grand Prix Italia di kata, e il torneo delle regioni a Bergamo, che è nel mese di aprile.